L'Università di Agrigento non chiuderà. Parola del vicepresidente del Consiglio d'amministrazione del CUA Giovanni Di Maida, che spiega: se l'Università di Palermo ha deciso di disimpegnarsi dal polo di Agrigento è una scelta di cui prendiamo atto. Del resto è da tempo che assistiamo a questa scena, dichiara Di Maida. Sono state chiuse facoltà importanti e si pensa ad accentrare a Palermo altri corsi. Con l'Università di Palermo c'è un contenzioso che va avanti da tempo e loro hanno fatto le scelte che hanno ritenuto opportune. È in cantiere la stipula di un protocollo d'intesa con un'università statale della Romania per l'avvio ad Agrigento di altri corsi di laurea. Nessun passo avanti invece per la Core di Enna, che inizialmente sembrava essere intenzionata alla città dei Templi. Il problema del Consorzio Universitario di Agrigento è stata la mancanza di liquidità. Il CUA non ha debiti ma crediti da esigere, spiega Di Maida. È stato chiesto ad esempio al libero consorzio comunale di versare la quota del 2016 e ne è nato un contenzioso che si trascinerà per anni per recuperare la somma di 650.000 euro.